Buongiorno, oggi giornata che tenderà a diventare brutta, ma per ora il tempo regge, noi non ci perdiamo d'animo, siamo a Canazei e con una piccola e breve passeggiata andremo su alle cascate basaltiche, quindi a dopo. Prosegue su per strada forestale accanto al fiume e chilometri ci siamo, passeggiata corta perché oggi pomeriggio davano brutto tempo, quindi oggi niente picnic ma torniamo a mangiare a casa. Ecco che tramite questo sentierello di 200 metri siamo alle cascate basaltiche. Abbiamo deciso di proseguire un pezzo che appena qua sopra c'è un laghetto artificiale, ci si arriva con la macchina, si chiama laghetto Lupo Bianco, proprio di sì, qua sopra. Bisogna fargli fare un bagnetto ad Heidi. Uno! No, no, io non la vado a prendere, Bagnale appena i piedini. Uno! Hotel Lupo Bianco. Siamo ritornati dietro alla nostra piccola gita e abbiamo fatto 2 chilometri e 2, quindi 4, 2 all'andata e 2 al ritorno, quindi di più, come di più? Tutto saranno 7 quasi. 7 allora. Abbiamo fatto più lunga, abbiamo fatto il giro del lago. Quanto dislivello era? Che ne so. Allora, dislivello che ne so, 100 metri. 300? Ok, 300. E non so cos'altro dire. Basta. Ok, basta, basta, basta. Stendi. Saluta! E non cadere. Saluta, saluta, saluta. La nostra piccola camminatina è durata poco, ovviamente, sono stati al massimo 7 km, come ha detto mio fratello, ma
È stata semplice e divertente, uguale. Va bene così come vuoi. Ah, diretta televisione. Ma cosa hai fatto, Daniel? Dai. Vabbè, facciamo finta come se non ne fosse mai successo. Se fate caso a Daniel, sì, non fate caso a Daniel che ha fatto una stupidaggine. Comunque è stato molto bello e divertente perché abbiamo visto delle cascate insieme a ovviamente la mia famiglia. Fatto? Sì!